Questo è il primo convegno internazionale sulla lingua veneta e viene organizzato dall'Accademia della Buona Creanza e dal Rotary Club di Campo San Piero, con il patrocinio anche del Comune di Campo San Piero. È un evento scientifico, un evento culturale e scientifico di rilievo internazionale. Abbiamo qui il primo linguista dell'UNESCO, il professor Mosley, abbiamo il professor Stegman da Francoforte, dell'Università di Francoforte, che sono qui oggi a Campo San Piero per parlarci, in onore oltretutto della giornata UNESCO mondiale della lingua madre, che cade il 21 di febbraio, quindi fra 3 giorni. Siamo qui per onorare le lingue madri e, nel nostro caso, la nostra lingua madre, che è la lingua veneta. La prospettiva è una prospettiva internazionale, una prospettiva di apertura. Il convegno punta al multilinguismo dei veneti e questa mattina abbiamo al primo convegno internazionale della lingua veneta il primo Cilve, ne seguiranno nella nostra volontà degli altri. Si parlerà in sostanza della lingua veneta nel suo contesto naturale, che è il contesto europeo ed internazionale. Oltretutto è il primo contesto scientifico in cui potrà essere presentato questo, che si chiama I 7 Tamisi, è il primo manuale universitario completamente scritto in lingua veneta e confronta la lingua veneta con altre 6 lingue europee, con il romeno, con il catalano, il francese, l'italiano, lo spagnolo ed il portoghese. Ed è il primo manuale universitario che è mai stato scritto completamente in lingua veneta. È una pubblicazione scientifica in collaborazione tra l'Accademia della Buona Creanza e l'Università, pensate, di Francoforte, quindi con il professor Stegman di Francoforte, il professor Horst Klein, sempre di Francoforte, 2 linguisti di grandissima fama, e specialmente per l'insegnamento proprio delle lingue, e in questo caso sono il fortunato autore veneto, diciamo, di questa pubblicazione scientifica, che è datata a fine del 2016 ed è veramente una pietra miliare, riteniamo, insieme a questo convegno internazionale per il recupero della lingua veneta in tutto il suo splendore, che non è solo nostalgia, ricordo, grande prestigio letterario, ma è anche e soprattutto grande utilità e una vocazione decisamente forte per l'internazionalità e per l'innovazione. Si tratta di un'associazione privata senza scopo di lucro che non ha finanziamenti da parte di nessuna istituzione, è assolutamente equidistante rispetto alle varie realtà partitiche, si pone come obiettivo una rivitalizzazione culturale del Veneto, in primo luogo a partire dalla lingua, ma non necessariamente solo per quanto riguarda la lingua. È un'iniziativa che è partita nel 2013 e mano a mano ha acquistato una forza sempre maggiore, sta generando una serie di dipartimenti che si occupano in maniera specifica di singole realtà. Il più importante è l'Accademia della Lingua Veneta, che è l'organizzatore della giornata odierna, ma in realtà abbiamo anche un'Accademia della Storia Veneta, un'Accademia dell'Architettura Veneta ed altre che sono in progressione. Quindi è un progetto culturale complessivo per una rivitalizzazione e una ricomprensione di quella che è la realtà culturale, la realtà storica, la realtà pratica del Veneto. La giornata odierna è finalizzata a una giornata di riflessione sullo studio della lingua veneta. Che esista la lingua veneta è fatto indiscusso a livello scientifico e la presenza di una decina di professori che vengono da, mi pare, 5 o 6 paesi oggi ne è la conferma. È un'occasione di riflessione, è un'occasione di richiamo, di interesse anche da parte delle forze politiche che spesso e volentieri non hanno un sufficiente, secondo me, riguardo a questa materia. È una giornata che è l'inizio di un ulteriore percorso scientifico. Non è un caso che si chiami primo Cilve, cioè primo congresso internazionale sulla lingua veneta. In realtà riteniamo di farne molti altri, o comunque insomma quanto sarà necessario nel futuro. Vorrei ricordare che la lingua veneta non è parlata solo nella regione amministrativa del Veneto, ma è presente in Trentino, in Friuli, è presente in Istria, in Slovenia, in Istria, in Croazia, è presente in Messico ed è presente con milioni di parlanti nell'America Latina, in Brasile. Dunque è l'inizio di un percorso, quello che vediamo oggi, poiché tutte queste altre realtà venetofone
noi riteniamo, saranno chiamate in un percorso comune di riscoperta della propria lingua, non in una logica di esclusione, ma sempre di inclusione e di aggiunta. Vogliamo che la gente parli molte lingue, vogliamo che la gente sia orgogliosa della lingua dei padri, ma sia orgogliosa anche di tutte le altre lingue che potrà imparare nel tempo. Ci tengo a precisare che la giornata di oggi non è assolutamente una giornata di contrasto rispetto a nessun'altra lingua, come ad esempio l'italiano, nel quale mi sto esprimendo, che anzi dobbiamo solo conoscere meglio, ma è una giornata di valorizzazione di una ricchezza enorme che noi abbiamo e che nel tempo ci dimentichiamo di avere. Il veneto è una lingua storica molto importante, è una lingua parlata da 7-8 milioni di persone in almeno 5 stati, è una ricchezza che sarebbe assurdo buttare via. Dico sempre che se tanti altri popoli avessero la fortuna di avere, oltre all'italiano, anche una lingua così importante come il veneto, si guarderebbero bene dal tralasciarla. Ne sono venuto qua per aiutare a difendere la lingua veneta perché sono un amante delle lingue e ogni lingua di più è un amore di più e così conoscendo la situazione a Catalogna, perché io sono nato a Barcellona, ho avuto subito un comprendimento per la situazione del Veneto e io voglio fare tutto quello che posso perché il Veneto rimanga una lingua utilizzata qui al Veneto e anche prestigiata come lingua e che possa entrare nelle scuole come un strumento linguistico di più per l'evoluzione plurilingue di tutti gli italiani che vivono qui, che il plurilinguismo è un valore altamente importante per la evoluzione cerebrale, per le neurone, perché le neurone lavorino bene nel nostro cervello.